È passato più di un anno nel silenzio, ma le indagini sono andate avanti. La morte di Nicoleta Rotaru, 37 anni, di origini romene, ma una vita ormai ben piantata ad Abano Terme, tanto da scegliere di candidarsi anche in una lista politica alle ultime amministrative, non è stata dovuta ad un gesto volontario. La donna era vittima di violenze domestiche ed aveva iniziato a registrare tutto con il telefonino, giorno e notte. E la notte tra l'1 e 2 agosto dello scorso anno, quando il marito ha chiamato i carabinieri, allarmato perché sosteneva Nicoletta era chiusa in bagno da ore e non dava segni di sé, il suo telefonino ha continuato a registrare. E così il racconto fatto da lui, Eric Zorzi, 42 anni, di origini serbe, camionista ed esperto di bricolage, da subito non reggeva. I carabinieri hanno sfondato con una piccola pressione il pannello che li divideva dal bagno, dove Nicoletta giaceva rannicchiata sotto la doccia con una cintura stretta al collo, ormai senza vita. Una volta analizzato il telefonino, la registrazione puntuale ha confermato i sospetti. Nicoletta dormiva, lui le avrebbe stretto la cintura al collo, poi avrebbe spostato il corpo in bagno, richiudendo la porta con il chiavistello ma rimuovendo il pannello. È questa l'accusa a cui dovrà rispondere il prossimo 17 settembre, quando comparirà in tribunale per l'udienza preliminare, accusato del femminicidio della moglie. Una relazione difficile. Varie volte i carabinieri erano intervenuti allertati dai vicini per sedare i dissidi tra la coppia, ma lei sperava di uscire dall'incubo, aveva trovato un lavoro part-time, si affacciava alla vita politica, pensava forse di lasciarlo. E questo, nel copione che la cronaca ci costringe a raccontare con frequenza allarmante, non le sarebbe stato consentito. Il processo stabilirà le responsabilità, senza però poter restituire a Nicoletta la speranza di una vita finalmente diversa.